Matteo Collura torna in libreria con il libro La Badante. Matteo, tu hai esordito come scrittore con il libro Associazione Indigenti, che Sciascia ha voluto premiare nella prima edizione del premio Racalmare. Con La Badante torni ad essere narratore. Bene, cosa ci dici di questo libro? Torno ad essere narratore perché è giusto che io scriva, diciamo, mi dedichi a questo genere, perché appunto letterariamente sono nato come narratore. E in ogni caso i miei libri, che tu definisci saggi, sono sempre qualcosa che è a metà strada tra il saggio e la narrativa. Il libro su Pirandello è un romanzo della vita di Pirandello, non è una biografia. La biografia di Sciascia, anche quello, ci sono parti che riguardano anche quello, insomma, una narrativa più che una documentazione puramente saggistica. Ecco, in ogni caso, adesso dopo diversi volumi, diversi libri che avevano come tema prevalentemente la Sicilia, sono passato a un tema che riguarda l'attualità, appunto quella delle badanti e delle persone che hanno, diciamo, che assistono gli anziani, i vecchi. Forse questo termine bisogna usarlo con parsimonia, con attenzione, perché oggi non si capisce bene quando un uomo o una donna può essere definito vecchio o vecchia. C'è tutta una storia che si intreccia tra questo ottuagenario protagonista, che è un professore di lettere in pensione, vedovo, con un figlio di 35 anni, laureato e naturalmente disoccupato, e c'è la badante, insomma. Le badanti noi spesso pensiamo che siano delle persone che non hanno una storia, e invece no, loro sono andate via, hanno dovuto lasciare il loro paese